Agrigento per marciare per la pace, per gridare insieme il desiderio di pace. Agrigento, centro della cultura, della storia, che richiama in qualche modo la storia di tutti noi e ci chiede di provare a costruire la pace, non col semplice abbandono delle armi nei luoghi di pace, ma dalla costruzione giorno per giorno del piccolo pezzo di pace che riguarda ciascuno di noi, a partire dal riconoscimento dell'altro, a partire dalla dignità di ciascuna persona. Per cui una pace grideremo insieme, diremo insieme, chiederemo insieme una pace che parta dall'impegno quotidiano di ciascuno. Ci ritroveremo insieme domani pomeriggio alla Valle dei Templi per vivere questo evento Costruttori di Pace e Testimoni di Fraternità, un momento rappresentativo in cui ci incontreremo come francescani secolari d'Italia insieme alle aggregazioni laicali, alla comunità islamica, alla Chiesa agrigentina e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà per rappresentare il desiderio appunto della costruzione della pace ed essere testimoni di fraternità. Rispetto all'io che dilaga nella nostra società, che continua a dividere e miete violenza e vittime, ribadire il desiderio del noi, il desiderio della fraternità, in maniera simbolica alla Valle dei Templi, davanti a questo mare Mediterraneo, luogo di accoglienza ma luogo di tante difficoltà, di fronte alla bellezza della Valle dei Templi. Sarà un momento artistico, culturale, rappresentativo, significativo. Avremo la presenza di segni, di gesti che appunto parleranno del desiderio della concordia e il desiderio della fraternità. L'espressione artistica di Gaetana Aronica, dei ragazzi del Martin Luther King di Favara daranno appunto maggiore vigore al messaggio che vogliamo lanciare nella bellezza della Valle dei Templi. È un evento aperto a tutti, insieme per poter rappresentare il desiderio appunto di fraternità che vogliamo lanciare dalla città di Agrigento. Stiamo ospitando i 3 giorni di questo convegno dell'Ordine dei Francescani Secolari d'Italia, un momento meraviglioso. Agrigento diventa una piccola Assisi, è un messaggio di pace che viene lanciato in tutto il mondo e peraltro rientra nello spirito del nostro dossier delle linee guida, dove noi abbiamo voluto parlare e rivolgere a tutta l'Italia quel sentimento di accoglienza e di integrazione, quello che noi riusciamo a fare col fenomeno migratorio, relazioni tra le varie etnie del Mediterraneo. Questo ci ha contraddistinto e è nel nostro DNA. Ringrazio l'Ordine quindi dei Francescani Secolari d'Italia, perché anche domani si culminerà con l'accensione del Tripoli della Pace proprio sotto il Tempio della Concordia, con un messaggio che verrà rivolto. Ci saranno anche tutte le rappresentazioni delle varie religioni, quindi penso che per Agrigento è un momento particolare.